Salve a tutti, proseguiamo con il nostro video che avevamo iniziato l'altro giorno, l'inserimento dei montanti. Allora, sul nostro cesto bicolore iniziamo a inserire i montanti. Come al solito io i montanti li faccio questo innesto così, li inseriamo. Alcuni li avevo già preparati, inseriamo i montanti come avevo fatto vedere. Faccio il buchetto qui, buchetto prima di piegarli, buchetto, inseriamo i nostri montanti. Come sempre vi dico di mettere like ai miei video, seguirmi e commentate per sapere, diciamo, cosa ne pensate e che tipo di video volete che io faccia. Se avete dubbi potete scrivermi tranquillamente, io cercherò di rispondere a tutti. Questo è l'ultimo. Siamo tutti. Io metto la fascettina, c'è qualcuno che non piace, ma io la metto perché me li tiene ben saldi e non si muove, tanto dico, non hanno un costo elevato. Ora realizziamo adesso la treccia che va messa qua sotto, perché questa volta voglio farvi vedere come si realizza un cestino tipico siciliano con il vimini girato. Praticamente qua in Sicilia, qua noi lo chiamiamo quitto una votate. Quindi ora proseguiamo intanto con la treccia di base, che sarà molto importante per la realizzazione di questo tipo di cestino, perché noi andremo a inserire il vimini che andiamo a girare direttamente in questa treccia, quindi deve essere molto importante farla bene. Quindi andiamo avanti. Tagliamo la fascetta. Inizio sempre da dove mi sono fermato per la base, quindi intanto inizio così, in maniera da riprendere il vimini che avevo lasciato. Io ora per la treccia di sotto ne utilizzerò 2-3 vimini assieme. Iniziamo da qui. Ora io cercherò sempre di allargarla già qua dalla base, perché deve essere un cestino, quindi largo, quindi devo iniziare già dalla base ad allargarlo.
2. Io tenderò già, come vedete, già allargarli un po' alla partenza. Man mano che si vanno facendo più sottili, come già siamo arrivati qui, ad esempio che sono più sottili, inseriamo un altro. Già inizio io a dare la forma da questa cesta, la forma che il cesto dovrà avere. Questo si dovrà allargare tanto, quindi verrà più stretto sotto e più largo sopra. Qua già possiamo lasciarne uno e ne inseriamo un altro. Qua in questi due andremo poi a inserire il vimine che viene da sopra. Quindi per questo deve essere fatta bene. Questi possiamo lasciare. Questa è la treccia, il risultato. Qua abbiamo finito la nostra treccia, che siamo arrivati a conclusione. Quindi questa è la treccia. Ora andiamo a preparare le canne e continuiamo il nostro cesto. Allora, eccoci qua, ho preparato le canne, ho avvitato il cesto al mio tavolo e siamo pronti per continuare con l'intreccio delle canne.
ho già tagliato le canne a striscioline, iniziamo con le canne. Comunque quando inizio questi gesti inizio diversamente rispetto. Faccio 1, 2 e 3. Un intreccio, sempre utilizzo un intreccio a 3, così, così. Andiamo a tagliare. Ecco qui. Cerco di allargarlo perché questo lo voglio fare un gesto a svasare, quindi siccome i montanti sono messi abbastanza stretti, qua la canna mi tende un po' a rompersi, quindi devo stare molto attento a non farla, a cercare di non farla rompere fin quando non si allargano un po', non si allarga un po' il cesto ai montanti, però mi verrà molto più bello il cesto avendo più montanti, un po' più per i primi giri c'è un po' di difficoltà in più, però poi ci andiamo allineando. Così. Molto probabilmente con il vimini bianco mi toccherà andare a bagnare il cesto, perché altrimenti tenderanno a rompersi i montanti. Sicuramente che durante la lavorazione, anche se siamo in inverno, sicuramente che dovrò bagnare il cesto. Allora, già sono arrivato a 3 giri, quindi io già arrivando a 3 giri inserisco un altro montante. In questo caso lo inserirò nero perché voglio fare il bicolore. Gli farò un nero, marrone scuro, non è nero. Di solito io al terzo giro già inserisco gli altri montanti. Qui inserire. Inserire montanti.
finire questo quarto giro e facciamo i disegni nelle pareti del cesto. Ecco qui, mi finisce qui il giro, quindi da qui ora inizierò a fare, taglio praticamente una canna, qui, al posto della canna ne metterò uno in salice scuro. E quindi lavorerò con 2 canne e un salice. Andiamo a crearci un bel disegno. Qua già è diventato un po' più sottile, quindi dobbiamo qua, come vedete combacia perfettamente. Dare un po' una pulitina così inizi a vedere meglio il cesto. Voglio fare un 3 giri. Qua. Ecco qui. Compaggia. E siamo arrivati, abbiamo completato il terzo giro. Ora interrompiamo il vimini e ricontinuiamo con la carne.
completato il giro delle canne, adesso ci faccio un giro con il salice in maniera da chiudere con il salice. Allora, qui 1, 2 e 3, iniziamo. Tagliamo questo. Andate un passo qui. Stiamo un po' dilungando con il video. E siamo arrivati qui. Questo lo andiamo qui, questo lo facciamo passare da dietro assieme per chiudere così, anche questo per chiudere il giro. Ci serve l'ultimo giro per averlo ben pulito. Ecco. Lo puliamo tutto. Aggiungiamo un altro vimine, io lascerei al centro il bianco e aggiungo un altro vimine scuro qua all'interno, un altro. Adesso poi lo dobbiamo togliere da qua.
l'ultimo. Ora lo togliamo da qui. Allora, proseguiamo con il video con gli archetti. Iniziamo da qua, vi faccio vedere che viene inserito. Con questo inseriamo questo strumento da qui e poi si rigirano. Io taglio le punte in maniera che vengano uguali e li inseriamo qua. Ovviamente devono essere accompagnate con le mani per non rompersi. Lasciamo così. Il bianco lo metto al centro e questi li metto. Cerchiamo sempre di accompagnarli con le mani per non farle piegare o rompere. Sono andato a bagnare poco fa il cesto perché ovviamente il vimine bianco altrimenti si rompe, quindi molto spesso, come vedete, è bagnato. Continua sempre con la stessa tecnica.
Questo è il cesto che mi ha insegnato mio nonno, cesto tipico qua delle mie zone, che prima facevano i cestai. Ora con questo vimine che abbiamo qua sotto ci andiamo poi a ricreare una bella treccia. Lo togliamo. Qualcuno mi ha chiesto se potevo fare il video di come si fa il lampadario. Lo farò. Se avete qualche idea, avete visto la mia pagina Facebook che è sempre Vimini Intrecci. Scrivetemi, se volete vedere qualche video in particolare, scrivetemi che io quando ho tempo vedo se riesco a farle. Voi scrivete nei commenti ciò che vi piacerebbe vedere. Ora siamo giunti che c'è l'ultimo, quindi questo deve passare da qua sotto, quindi io rallento un po' in maniera che c'è un po' più di spazio. Fare questo giro, andiamo a inserire qua. Devono cercare di camminare tutte e tre insieme, perché altrimenti se noi facciamo camminare uno solo o si piega o si rompe. Invece essendo tutte e tre assieme, cerchiamo poi di attestarle se c'è qualcuno che è più alto o più basso. Siamo più o meno alla stessa altezza. Ora ci ritroviamo con questi vimini qua sotto. Qua che cosa facciamo?
facciamo la treccia semplice come il video che avevo fatto vedere. Quindi ci andiamo a fare una treccia qua sotto. Sì. Sì. Ora ovviamente, sicuramente che con tutto questo vimine ne avremo qualcuno in più, quindi qualcuno lo dobbiamo lasciare, perché deve venire nelle stesse dimensioni la treccia. Quindi man mano che andiamo camminando, ad esempio qui sono troppi, qualcuno lo lasciamo e proseguiamo, in maniera che la treccia viene sempre uguale. Facciamo così, lasciamo qualcuno, magari lo tagliamo così non ci dà fastidio per l'intreccio. Poi c'è qualche altro, poi ci sono tanti tipi di trecce che si possono fare qua sotto, magari in altri video vi mostrerò le diverse tecniche, le diverse trecce che possiamo andare a realizzare. Anche qua sopra c'è un altro diverso tipo di archetti che si possono fare, vi mostrerò in qualche altro video. La treccia viene ben stretta qua perché siamo partiti con 9 da sotto per fare i disegni. Potevamo anche partire con 8, ovviamente abbiamo questa treccia un po' più larga, veniva più semplice da realizzare, però così è molto molto più bella. Lo lasciamo, lo togliamo qua in maniera che sicuramente che poi ci vanno a dare fastidio. Li taglio un pochettino più lunghi, poi alla fine quando il cesto è finito li vado a sistemare. Una treccia deve venire omogenea, altrimenti il cesto poi non poserà piano, ma sarà storto. Quindi è molto importante questa treccia. E siamo arrivati qui. Al solito togliamo questo. Andiamo a riprendere il nostro attrezzo. Andiamo a mettere. Ecco qua. Questo di qua, questo al contrario. Andiamo da questo lato. Togliamo questi. Mi raccomando, seguitemi, seguite il mio canale, mi incentivo a fare video, a voi non costa niente. E se vi piace il video mettete pure il like al video e commentate. Se volete vedere qualcosa, se qualcosa non avete capito qualcosa nel video, io cercherò di scrivere a tutti e cercare di spiegare. Perché lo scopo del canale è far conoscere l'intreccio. Io non ci guadagno niente, va, è solo far conoscere l'intreccio. E poi lasciare questi video anche in futuro, rimarranno sempre lì, per chi disponibili per tutti. Ecco qua.
un'altra volta qui, anche questi sono, anche tre, altri rimangono. Ecco fatto, la treccia è fatta, ora puliamo. Ecco il nostro gesto. Vediamo un po' dall'interno. Grazie a tutti. Ci vediamo per il prossimo video. Accetto le vostre idee, quindi scrivete nei commenti se volete vedere qualcosa in particolare. Alla prossima!